Merito di questo provvedimento vorrei, lasciatemi dire che il titolo di questa legge non rappresenta il contenuto della legge stessa. Questa legge dovrebbe cambiare il titolo e passare dal titolo che ha a minime disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche a massiccia riforma in materia venatoria. Sui temi delle risorse agricole, forestali e ittiche, infatti, quelle presentate in questa legge sono norme di manutenzione. Testimonianza ne è anche il fatto che sono state presentate davvero poche osservazioni da parte dei portatori di interesse intervenute alle audizioni. In realtà le osservazioni presentate riguardavano per lo più il capo primo del titolo primo, stralciato dallo stesso assessore proponente con riserva di presentazione nel prossimo assestamento di bilancio a luglio. Per il resto, le norme in materia di agricoltura sono interventi di carattere finanziario che, come abbiamo detto anche in Commissione, potevano essere presentati in sede di assestamento di bilancio, ma così facendo non si sarebbe potuta introdurre la mini rivoluzione lampo, ovviamente legata alla caccia, e oltretutto davanti ad una commissione consigliare diversa da quella che è la commissione competente. Sui temi della caccia, infatti, gli interventi sono molto più corposi e invasivi. Come detto in occasione della discussione del disegno di legge 2218 in Commissione, pur comprendendo le ragioni manutentive dell'ordinamento e il recepimento di norme sovraordinate, si assiste per l'ennesima volta ad una soluzione tampone, non organica e non sistematica, che sicuramente porterà a nuovi problemi anziché risolvere quelli attuali o quantomeno semplificare la vita di cittadini e operatori. La ragione principale di approvare questa norma era, a detta dell'assessore competente, quella di sanare la sentenza della Corte Costituzionale numero 165 del 2009. Ma ovviamente, come è naturale, visto che è prerogativa dei consiglieri regionali proporre emendamenti, sono arrivati e passati degli emendamenti che nulla hanno a che fare con la sentenza. Si tratta di emendamenti atti ad ampliare ancora di più l'autonomia dei cacciatori e a depotenziare i già esigui compiti di pianificazione, controllo e vigilanza della Regione a tutela del patrimonio pubblico fauna selvatica. Come detto in Commissione, riteniamo che questo non sia il modo giusto di lavorare e siamo quasi certe, ma non solo noi, gli uffici stessi, che porzioni di questa norma saranno oggetto di impugnazioni. Riteniamo un paradosso il voler modificare una norma con il dichiarato intento di sanare gli obblighi derivanti da una sentenza di incostituzionalità per far passare alcune modifiche che rendono la novella stessa incostituzionale. Ribadiamo ancora che a nostro avviso compito dell'amministrazione regionale deve essere quello di far sedere al tavolo gli attori coinvolti, corpo forestale, cacciatori, associazioni ambientaliste, uffici che si occupano di tematiche di protezione della fauna, di biodiversità e di attività venatoria, i consiglieri regionali, affinché attraverso un comitato ristretto o una sottocommissione, senza pregiudizi e preclusioni, mettano in campo una vera riforma organica su questa materia. Non secondario si ribadisce che la competenza sulla caccia è in capo alla quarta commissione, non alla seconda, che quindi si è trovata a lavorare su una materia non di sua competenza. Analizzando quindi l'intervento residuale sulle risorse agricole, è possibile evidenziare i seguenti aspetti. I ritardi di Agea. L'emendamento presentato dalla Giunta prevede che, in analogia a quanto previsto dalla legge, ai GAL vengano anticipate risorse per il pagamento della misura 19.1 del PSR. In difformità a quanto avviene per i privati, invece, ai GAL non viene richiesto che la restituzione avvenga comunque entro il 31/12/2017. Questo significa che non ci fidiamo del fatto che Agea possa pagare per questa misura entro la fine dell'anno? In Commissione abbiamo ottenuto rassicurazioni sul fatto che l'ente pagatore dovrebbe iniziare l'erogazione dei fondi ai privati agricoltori della nostra Regione in questi giorni ed entro la fine di luglio dovrebbe porre fine ai cronici ritardi con cui sono state pagate le misure. Ma il fatto che per i GAL non sia prevista la restituzione di questi fondi entro l'anno ci porta a pensare che dei ritardi di Agea torneremo a parlare da qui a pochi mesi. L'articolo 21 modifica la legge regionale 25 del 96 e disciplina che nel caso degli agriturismi il vincolo di destinazione sia portato da 10 a 5 anni. Una simile misura viene presa anche per il vincolo di destinazione d'uso dei beni immobili, oggetti di investimento finanziati da alcune misure del PSR. Va ricordata qui la scelta della Giunta di abbassare i vincoli da 5 a 3 anni per le imprese artigiane e industriali beneficiari di contributi regionali introdotto dalla legge Rilancia Impresa.
La disparità di visione è evidente. Un agriturismo e un'impresa agricola devono mantenere la destinazione per 5 anni, e pur capendo la ratio dell'abbassamento del vincolo rimangono alcune perplessità sulla scelta, mentre un'industria o un'impresa artigiana dopo 3 anni può delocalizzare pur avendo beneficiato degli incentivi e dei contributi regionali. Entrando nel merito invece del vero oggetto del DDL, le norme sulla caccia, come detto, riteniamo che siano inaccettabili le norme che ampliano l'attività, le competenze e gli interventi dei cacciatori senza una revisione organica del sistema vigente. Alcuni esempi nel dettaglio. Gli articoli dal 61 al 69 prevedono la concessione di contributi per la realizzazione di centri di lavorazione della selvaggina. L'obiettivo nobile di queste norme è quella di contrastare il bracconaggio, attività illecita che purtroppo viene ampiamente praticata anche nella nostra regione, dando la possibilità ai cacciatori di commercializzare la carne degli animali che abbattono in maniera sicura e controllata. Condividiamo appieno l'obiettivo. Ricordo che nel 2015 abbiamo presentato la mozione numero 152, chiedendo alla Giunta regionale di impegnarsi su 2 fronti. Da una parte si chiedeva di attuare con urgenza quanto previsto dalle norme regionali e dai regolamenti comunitari in materia di monitoraggio sanitario, lavorazione e controllo delle carni di selvaggina, dall'altra chiedevamo di aumentare la vigilanza sul bracconaggio e sulla commercializzazione illecita di carni di selvaggina. Ciò che non ci convince della proposta sono le modalità di attuazione, risorse pubbliche e investitori privati. Crediamo che il numero di cacciatori che si rivolgeranno a questi macelli sarà certamente basso, per almeno 2 motivi. Di certo le lavorazioni dei cappi non saranno a costo zero e resta risolto il problema di coprire le distanze tra il luogo dell'abbattimento e il macello stesso. L'articolo 70, che si occupa di fauna selvatica migratoria, consente di uccidere fino a 25 colombacci per giornata di caccia. L'emendamento modifica il calendario venatorio. Ciò costituisce un fatto estremamente importante e sarà molto probabile oggetto di ricorso da parte dello Stato. Non serve ricordare che la Corte Costituzionale si è già espressa più volte, anche nei confronti di regioni a statuto speciale, sancendo l'obbligatorietà del parere dell'ISPRA sugli atti di pianificazione venatoria e l'illegittimità dell'utilizzo dello strumento legge in luogo dell'atto amministrativo per l'articolazione dei calendari venatori. L'articolo 75 inserisce la previsione che il piano faunistico regionale possa essere modificato in alcune parti attraverso una delibera di giunta per, così si dice, rendere il piano faunistico più dinamico ed adattabile al contesto del momento. Dobbiamo dedurre che i piani venatori distrettuali o addirittura gli atti di pianificazione delle riserve di caccia approvati non rispecchino le previsioni del piano faunistico regionale e dunque si ricorre a questa modifica per sanare la situazione? In ogni caso pare del tutto illegittimo prevedere che una semplice delibera della Giunta possa modificare un atto soggetto a valutazione ambientale strategica, valutazione di incidenza ambientale e parere obbligatorio dell'ISPRA. L'articolo 77 prevede di dare la possibilità ai cacciatori di sopprimere gli ungulati feriti a seguito di incidente stradale. A nostro avviso la formulazione dell'articolato introdotto lascia enormi dubbi di legittimità, per almeno 2 motivi. Il primo, la licenza di caccia consente al cacciatore l'utilizzo delle armi e l'impossessamento del patrimonio pubblico fauna selvatica solo ed esclusivamente in conformità dei principi della 157/92 e nelle modalità di tempo e di luogo indicate dalla stessa norma. Nel caso in questione è evidente che quello che si vuole trattare non rientra in alcun modo nell'esercizio dell'attività venatoria. Si affida al cacciatore valutazioni e funzioni tipiche del medico veterinario, qualora riporti lesioni tali da non poter essere riabilitati o rilasciati in natura, e addirittura dell'agente ufficiale di pubblica sicurezza e per motivazioni di pubblica sicurezza. Il comma 7 quarter introdotto vorrebbe poi che l'animale così abbattuto, pur non trattandosi evidentemente di atto di caccia, divenisse proprietà di un'associazione privata, quasi a significare che in Friuli Venezia Giulia la fauna selvatica non sia, come definita dalla legge, patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale, ma bene disponibile di proprietà della riserva di caccia in cui si trova in quel momento. In secondo luogo, questa previsione è contraria a quanto contenuto all'interno della norma nazionale. L'articolo 21 della norma nazionale mette ben in luce i comportamenti e le distanze alle quali si deve attenere un cacciatore per non incorrere in violazioni del codice penale e civile. Ad esempio la distanza delle case è di 100 metri, la distanza dalle strade e ferrovie 50 e così via. Stesso discorso fatto per il piano faunistico regionale vale anche per l'articolo riguardante i PVD.
Abbiamo dato contributi regionali per fare la programmazione richiesta dalla legge regionale stessa e ora prevedere la modifica di alcune parti con delibera di giunta non ci fa che pensare che le previsioni contenute nei piani venatori distrettuali non siano coerenti con il piano faunistico, e il tutto sempre senza il parere dell'unico organismo che dovrebbe dire qualcosa, l'ISPRA. L'articolo 91 introduce deroghe alle riserve di caccia per favorire l'abbattimento dei cinghiali. A nostro avviso, se effettivamente sussiste un problema di sovrappopolazione dei cinghiali, deve essere l'amministrazione pubblica, il corpo forestale, a gestire il rilascio dei permessi in deroga e a coordinare gli interventi, avvalendosi dei cacciatori formati e anche sostituendosi alle riserve. L'articolo 92 prevede la diminuzione dei controlli di correttezza dell'operato dei cacciatori da parte dell'organo che eroga le sanzioni, inserendo la previsione che il tesserino possa essere controllato solo durante l'attività venatoria. Riteniamo assurdo che un ente pubblico titolare di un organo di vigilanza, quale il Corpo Forestale Regionale, continui, ogni volta che gli si presenta la possibilità, a depotenziare il proprio organo. Il tesserino di caccia è uno degli atti con la quale il Corpo Forestale può attuare la vigilanza, e inserire questa previsione ci lascia sconcertati. Ho visto anche che c'è un emendamento, ho finito quasi. L'articolo 102 prevede che si possano vendere, tra virgolette, fino a 5 ungulati e fino a 100 capi di selvaggina di penne e o lagomorfi. Assurdo anche questo, perché tende a trasformare il cacciatore in una figura diversa. Non serviva nemmeno fare allora la norma sui macelli. Facendo un rapido calcolo, se tutti i cacciatori utilizzassero questa nuova disposizione, dato che ci sono 8.000 cacciatori in Friuli Venezia Giulia, come detto dagli uffici in commissione, potremmo avere la vendita, sempre fra virgolette, fino a 40.000 capi. Rimangono ancora in piedi alcune questioni sollevate con gli emendamenti ritirati, che affronteremo magari nel merito quando verranno presentati. Ci sarebbero ancora tante cose da dire, ma credo che abbiamo riassunto le innovazioni più discutibili contenute in questa omnibus, se si può ancora chiamare omnibus. Questa non è un esempio di rettitudine, non è un esempio di buona gestione della cosa pubblica e non è un esempio di rispetto verso alcuni portatori di interessi e verso i cittadini di questa regione, nemmeno verso coloro che sono venuti in audizione a dare un parere sul testo e ora si trovano completamente un altro testo davanti. Grazie.